se non dovesse cominciare a piovere, non si dovessero modificare le condizioni purtroppo del clima, la situazione vede la fine sostanzialmente delle riserve idriche per usi irrigui a quella data, forse per il bacino che deriva dal lago d'Idro anche forse qualche giorno prima. Non ci sono rischi per l'acqua potabile. Per ora non ci sono rischi, sono dei rischi limitatissimi ad alcune piccole zone per i quali sono stati posti in essere gli interventi necessari, ma per l'acqua potabile, grazie al cielo, la falda è ancora ricca, quindi non abbiamo per ora nessuna preoccupazione. È evidente che la situazione ha una sua drammaticità perché avere a disposizione meno 61% di risorsa idrica e affrontare una stagione irrigua diventa veramente un'operazione molto difficile. Abbiamo cercato di contemperare i vari interessi che divergono tra di loro, soprattutto quando c'è poca acqua, perché poi in realtà noi oggi abbiamo parlato dell'acqua per uso irriguo, ma l'acqua evidentemente e i livelli dei laghi sono importanti anche per altri utilizzi. Se penso al lago e il livello del lago per la navigazione, piuttosto che il turismo, piuttosto che la stabilità di tutto il perimetro del lago, andare sotto certe altezze diventa un problema. Noi abbiamo deciso e stabilito di dare priorità al primo raccolto, quindi almeno alla prima stagione irrigua, al primo raccolto. Quindi la poca acqua che abbiamo a disposizione cerchiamo di utilizzarla nel miglior dei modi per favorire in questo caso l'agricoltura. In conferenza stampa lei ha fatto una sottolineatura tra lo stato di emergenza e lo stato di calamità, ce la può spiegare? Lo stato di emergenza noi l'abbiamo chiesto, è stato varato dal Consiglio dei Ministri, anche se in realtà stiamo aspettando un decreto, stiamo aspettando il commissario e i poteri commissariali che consentono di andare in deroga alle normative ordinarie. E su questo stiamo lavorando con la conferenza delle regioni, stiamo lavorando col governo. Lo stato di calamità invece a evento avvenuto, cioè nel momento in cui dovesse andare in malora un raccolto perché appunto non c'è stata l'acqua e quindi non ha funzionato, a quel punto chiedi lo stato di calamità che serve per creare delle situazioni di indennizzo. A parte il lago di Garda che eroga al 100%, tutti gli altri laghi stanno erogando al 50-45%, grazie al supporto peraltro dei bacini alpini. Anche questo va detto perché gli accordi fatti con i gestori idroelettrici, che io mi sento peraltro di ringraziare perché si sono resi disponibili. Intanto noi non abbiamo la facoltà di obbligarli a turbinare, perché quando l'abbiamo fatto nel 2005 in regione abbiamo dovuto pagare i danni, perché attualmente la normativa non prevede questo. Certo, una volta riassegnate le concessioni, grazie anche alla nostra legge regionale che abbiamo fatto, a quel punto sulle concessioni riassegnate possiamo imporlo perché l'abbiamo messo in legge, ma fino a questa applicazione non è possibile. Per cui diciamo che gli accordi raggiunti con i concessionari idroelettrici sono accordi raggiunti attraverso moral suasion, perché però devo dire che loro sono stati disponibili e nonostante non fosse conveniente dal punto di vista economico per loro turbinare in questo momento, hanno accettato di farlo per dare supporto ai laghi e quindi all'agricoltura.